Andiamo a conoscere la società di pallavolo del Conselve nella provincia di Padova, che opera da parecchi anni all'interno di una polisportiva. Il Canossa è nato da più di 20 anni. Siamo nati sotto, l'ombra del patronato di Conselve. Noi ci auguriamo di fare uno sport che abbia anche un qualcosa di formativo. I nostri tecnici sono tutti degli educatori prima. I numeri al Conselve sono importanti. In una città di circa 10.000 abitanti, i tesserati nella polisportiva sono 300, di cui 110 solo nel settore del volley, declinato al femminile e votato solo al settore giovanile. Noi ci rivolgiamo solamente al settore giovanile perché la nascita del Canossa è di fatto sul patronato, come già è stato detto. Le aspettative a livello di pallavolo sono invece quelle per il prossimo anno di programmare invece una squadra di terza divisione, quindi di fare il salto di categoria. Il movimento è buono anche in funzione di quello che hanno fatto anche le ragazze, ritengo, a livello nazionale, quindi c'è un seguito molto interessante e vediamo che i numeri, soprattutto sulla pallavolo, crescono ogni anno. Insomma. La formazione di punta in società è sicuramente l'Under 16. Sentiamo com'è formata la squadra per voce delle protagoniste. Erano 2 squadre divise e si sono unite quest'anno per formare un Under 16 e veniamo tutte da Conselve e qualcuna viene da Bagnoli. E ci conosciamo tutte, quindi è una bellissima squadra. Parliamo degli obiettivi di questa formazione con il tecnico, da 4 anni con questo gruppo. Quest'anno, avendo passato di categoria, passando in Under 16, abbiamo avuto le prime difficoltà. E questa squadra qua attualmente abbiamo ancora qualche problemino di squadra, perché non sono ancora amalgamate, perché ho 2 età diverse, un 94 e un 95, che hanno ancora un po' di amalgama da ristrutturare e da formare. Il clima in squadra è molto buono e le ragazze hanno aderito con entusiasmo alla filosofia della società. Una bella società, essendoci da molto, io mi trovo molto bene, anche perché essendo appunto di Conselve è anche una società comoda e che porta avanti valori da tanto tempo e sono valori in cui io stessa credo e proprio per questo che ogni anno mi riscrivo continuamente in questa società. Al Canossa esiste anche un gruppo di misto amatoriale, per lo più ex giocatori che si ritrovano per divertirsi. Siamo un gruppo di mamma e papà alla fine, che ci troviamo una volta alla settimana per giocare insieme e ci troviamo proprio come scopo intanto il divertimento. Puro divertimento. Inoltre quest'anno anche ci prepariamo per fare un torneo a marzo, che sarà un torneo a primavera, speriamo ci vada bene. Il comune è vicino allo sport, a Conselve le realtà associative non mancano e il volley, come spesso accade, riveste un ruolo di primo piano. In particolare il Canossa, che ha al suo attivo nella specifica del pallavolo oltre 100 iscritti, che ha un programma di incontri molto nutrito durante l'anno sportivo e direi soprattutto che coinvolge parecchie giovani e non solo, ma anche le famiglie stesse che li accompagnano durante i turni di gioco. L'attività della polisportiva prosegue grazie al sostegno delle famiglie, delle istituzioni, ma non solo. Abbiamo tante persone che ci sostengono, che sono i nostri sponsor, che sono numerosi e che voglio ringraziarli e che grazie a loro e con la partecipazione di tutti che vogliamo continuare a dare questo contributo educativo ai nostri ragazzi.